Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, benvenuti a questa edizione del nostro audio video giornale. Apriamo subito con due notizie dell'ultima ora. Un parapentista è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi sul monte Quarnan a Gemona del Friuli. L'incidente si è verificato poco dopo che lo stesso si era lanciato in volo scontrandosi con un altro parapentista. Le dinamiche sono in corso di accertamento. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario, sul posto anche l'eliambulanza, e trasferiti a Udine per le forti contusioni e traumi riportati nel violento impatto. Per fortuna sono entrambi fuori pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino. E un'altra ultima ora che vi dobbiamo dare perché causa incidente è chiuso dalle 15:30 il tratto autostradale lungo la A4 tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Un'auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante che la precedeva nei pressi dell'uscita di San Stino di Livenza. Per consentire i lavori da parte dei soccorsi, sul posto i sanitari del 118 del SUEM assieme all'Eli Soccorso, i vigili del fuoco, personale di Autovie Veneto e Polstrada. Quest'ultima ha deciso e predisposto l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste e ha chiuso l'allacciamento A4 a 28 in direzione Venezia. Per i rilievi di legge chiaramente la Polstrada. Secondo le ultime notizie, gravissime le condizioni del ferito alla guida del mezzo. E adesso cambiamo argomento e parliamo di viabilità, per dire che quest'oggi c'è stata l'audizione in commissione da parte dell'assessore regionale alla viabilità Pizzimenti. La progettazione degli interventi per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti che percorrono via Carducci lungo la strada regionale Pordenone 14 a Cimpello, in comune di Fiume Veneto, sono in fase avanzata, ma non sono le soluzioni definitive al problema. Per la realizzazione della necessaria circonvallazione i tempi sono lunghi. Lo ha detto l'assessore regionale Pizzimenti intervenendo in aula a Trieste nel corso della seduta della quarta commissione, durante la quale è stata analizzata la petizione 36 sottoscritta da circa 400 cittadini della zona riguardante gli interventi lungo la viabilità che interessa il centro abitato di Cimpello. E adesso ci trasferiamo a Gorizia, importanti novità per quanto riguarda la Valletta del Corno, ci relaziona direttamente il sindaco Rodolfo Ziberna. L'appuntamento oggi abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'assessore regionale competente all'ambiente Fabio Scocibarro, l'abbiamo accolto insieme all'assessore Bellagna e all'assessore Del Sordi per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori. La Valletta del Corno sarà stupenda, in quella direzione lì avremo quello che abbiamo proposto all'amministrazione regionale, una zona picnic, ma avremo zona per lo skate, zona perciò attraversamenti con ponticelli, attraversamenti sotterranei, abbiamo stupendi bunker della prima guerra mondiale e abbiamo letteralmente un parco, come fosse un parco del Cormor, come fosse un bosco romagno nel centro della città, accessibile direttamente da 7 ingressi, perciò da via Brigata Casale, da Vicolo del Guado, da viale Virgilio,
dal Viale 20 Settembre. Avremo nel centro della città un posto stupendo, verde, un polmone verde utilizzabile da parte di tutti i cittadini. Contiamo di riuscire a realizzarlo entro l'estate del prossimo anno e perciò naturalmente sarà un invito per tutti a frequentare questo polmone verde di Gorizia. Da Gorizia ci trasferiamo a Monfalcone per dire che una visita in Fincantieri per fare il punto sulle attività in corso e per presentare al sindaco Anna Maria Cisinte e all'assessore Antonio Garritani i progetti green e innovativi dell'azienda. Durante l'incontro è emersa l'intenzione di Fincantieri di raccogliere la sfida, quanto mai attuale, della mobilità verde, una sfida che va a inserirsi pienamente nell'ottica della transizione ecologica. Fincantieri ha come prossimo obiettivo la realizzazione della prima nave da crociera in Italia con propulsione LNG e quindi green. Si tratta di un nuovo primato per l'azienda. Riconosciuta l'importanza di tali prospettive, il sindaco ha sollecitato l'azienda a limitare ulteriormente gli aspetti ambientali conseguenti alle lavorazioni, trovandola disponibile ad intraprendere un percorso pianificato nelle azioni e nei tempi che permetta di raggiungere l'efficientamento delle lavorazioni con il minor impatto ambientale possibile. Ed ora restiamo in tema e parliamo di pannelli fotovoltaici, perché c'è un'importante novità, ma soprattutto una richiesta da parte del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, direttamente nelle parole del segretario regionale, nonché consigliere regionale Cristiano Sciauro. Il Democratico ha presentato una proposta di legge per regolare il fotovoltaico a terra in Friuli Venezia Giulia. È ora di non riempirsi solo la bocca sulle tematiche ambientali, ma di mettere in campo anche in questa regione atti concreti. Non possiamo accettare che centinaia di ettari naturali e agricoli del nostro territorio vengano mangiati per impianti fotovoltaici a terra. Sappiamo benissimo la necessità di fonti energetiche rinnovabili, ma abbiamo aree militari dismesse, aree industriali da poter riutilizzare, capannoni da poter coprire con il fotovoltaico. Non consumare ulteriormente invece il nostro suolo agricolo. Noi abbiamo messo in campo subito una proposta, ci aspettiamo altrettanta velocità e chiarezza da parte della maggioranza e da parte di Federica. Bene, con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vediamo appuntamento più tardi per altri audio video giornali, chiaramente novità flash attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti